Ricordandosi delle parole materne, Gastone legò la torta con uno spago. Ho sbagliato tutto. E se la trascinò dietro. Gastone, sei veramente furbo come una carriola. Dovevi metterti la torta sulla schiena. Va bene, la prossima volta farò così. Ed ecco, e andò a lavorare in una scuderia. Al lavoro finito, il padrone gli diede come compenso un asino. Ricordandosi di quel che gli aveva detto la madre, Gastone si caricò l'asino sulle spalle. Ma camminare con un asino in spalla non è per niente facile, e Gastone, inciampando e traballando, andava verso casa. Cammin facendo, passò davanti al castello della principessa triste, che non sapeva ridere. Lei era lì, come sempre, seduta alla finestra. Vide Gastone che andava avanti a zig-zag con l'asino in spalla e era divertentissimo. E fu così che la principessa scoppiò a ridere. Il re e la regina erano talmente contenti che la diedero subito in sposa a Gastone. La principessa era orgogliosa di avere un marito così simpatico. E Gastone era felice perché non avrebbe avuto più bisogno di lavorare.